Oggi ho depositato la richiesta di costituire un nuovo gruppo all'interno del Consiglio regionale, si chiamerà Articolo 1, il primo articolo della Costituzione. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e la sovranità appartiene al popolo, movimento democratici e progressisti. Al centro metteremo il tema del lavoro. 10.000 cittadini veneti ogni anno se ne vanno dal Veneto ed emigrano verso altri paesi, quasi tutti giovani. E Zaia di questo non se ne occupa. Abbiamo una precarizzazione, il voucher ormai è diventato il sistema di lavoro per migliaia e migliaia di giovani. Contro la precarizzazione, per riportare al centro il tema del lavoro, per riportare al centro il tema del sociale. Ci sono i servizi verso i minori che stanno scomparendo all'interno di questa regione. Vogliamo porre anche un grande tema: c'è il rischio della privatizzazione delle case popolari, mettendo alla porta migliaia e migliaia di persone anziane in difficoltà. Ecco, per tutto questo è nato il Movimento dei Democratici e Progressisti. Vogliamo un'applicazione seria dell'articolo 1 della nostra Costituzione e ci rivolgeremo a tutte le forze democratiche e progressiste per portare avanti l'idea di un'Italia nuova e di un Veneto nuovo.